Rieccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 come di consueto ve lo ricordo, e vi ricordo anche che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima parte abbiamo parlato di sanità, nella seconda invece parliamo della provincia, degli eventi che ha organizzato la provincia con i nostri ospiti, quindi seguiteci perché sarà davvero una puntata molto interessante. Inizio a presentare gli ospiti, presento Fabio Bui, Presidente della provincia di Padova. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Grazie. Ormai lei è un abitué tra il calcio, la politica, la rete eventi, ormai si stabilizza qui, sta qui con me, va bene. Faccio un lettino qua fuori e quindi è tutto a posto. Saluto Serena Fiorio dei Fantaghirò, grazie di essere con noi. Saluto Sara Celeghin, Jonathan Cooperativa, grazie anche a Giacomo Brunoro, Festival Croniche. Buonasera. L'ho detto giusto? Perfetto. Abbiamo fatto 8 ore di prove, Esatto. Quindi non è che succeda. Allora, siamo nell'ultima puntata degli eventi che organizza la provincia, questa sera abbiamo degli ospiti interessanti, parleremo di molte cose. Fabio, continua insomma quello che sta facendo la provincia per queste persone, per gli spettacoli che organizzate e per tant'altro. guardi, 360 eventi che hanno illuminato l'estate, in presenza, diciamolo, 360 eventi in piazza pur nel rispetto di tutte le norme, 65 comuni della nostra provincia coinvolti, 19 reti territoriali comuni che si mettono assieme e che fanno progetti culturali assieme. Questi sono i dati di questa estate culturale promossa dalla provincia. Si finirà il 30 di novembre con l'ultimo spettacolo, però diciamo che il bilancio è stato senz'altro positivo, un bilancio di pubblico, un bilancio soprattutto di qualità dell'offerta culturale che è stata proposta. Qui abbiamo alcune delle migliori realtà che poi si presenteranno e che daranno anche loro il proprio bilancio. Io devo dire che sono veramente orgoglioso di continuare a lanciare questa proposta culturale dei comuni, e l'orgoglio è, oltre che nei numeri delle proposte fatte, nel far sì che i comuni facciano progetti territoriali. Oggi si ragiona assieme, basta ognuno dentro il proprio castello, orticello, per poi questo ne va anche di qualità. Ma se ne abbiamo già parlato, Presidente, dell'orticello, però è difficile che i comuni e le persone riescano ad uscire dall'orticello, perché piace a tutti dire fare il mio e fare vedere che il mio è meglio del suo, e quindi nella mentalità, specialmente di noi italiani, andare a ingrandire e a entrare in una comunità con un'altra comunità diventa difficile. Le ho fatto questo discorso perché domenica abbiamo parlato dei comuni in parole povere. Lo stare assieme non penalizza il singolo, lo esalta il singolo, stando assieme. Ci vuole la capacità di dialogare, di far sì che il tuo essere diventi sistema assieme agli altri, e quanto più che nella cultura si può fare questo. Nella cultura è facile perché poi la cultura riesce già di per sé a parlarsi assieme. E quindi... allora iniziamo a conoscere. Serena Fiorio, i Fantaghirò è un'associazione culturale nata, diciamo, per promuovere tra i più piccoli la cultura del teatro. I bambini riescono, è ancora divertente per i bambini iniziare a fare il teatro da piccoli, insegnare loro il teatro che poi delle volte è anche un po' bistrattato, mi sembra, non è valorizzato come dovrebbe essere. Ma diciamo che le risposte che abbiamo dai bambini sono sempre estremamente positive. Io vengo proprio da una mattinata passata in una palestra con varie classi a mostrare uno spettacolo. Il desiderio di partecipare insieme è molto forte. E questo per quel che riguarda l'aspetto della fruizione dello spettacolo. Poi c'è anche invece l'aspetto formativo, dove i bambini provano a mettersi in gioco, ed è un rapporto soprattutto tra persone, riprendendo un po' il discorso delle reti che naturalmente gli organizzatori vedono soprattutto come reti di comuni o reti di associazioni o reti propositive. E questa stessa rete diventa per i bambini la relazione con l'altro bambino, e quindi una modalità
modalità di comunicazione molto diversa da quella che è per esempio con il tablet o con il telefono o con la televisione. È un rapporto tra persone. Ecco, noi dovremmo avere delle foto per quanto riguarda appunto il Fantaghirò, e le volevo chiedere, nel ragionamento che lei ha fatto, le chiedo anche Venia se dovesse farle delle domande che non sono opportune, questi bambini che iniziano a fare teatro piccoli, poi quanti di questi si innamorano del teatro e continuano e diventano anche attori di teatro, e quanti in percentuale invece smettono perché il teatro non soddisfa le esigenze dei bambini, insomma? Diciamo che, in percentuale più o meno, insomma. Sì, certo, diciamo che gli inciampi, no, di chi poi abbandona o si perde a volte non stanno nel fatto che a loro non piacesse fare il teatro, ma magari in alcuni aspetti organizzativi della vita familiare, che è sempre più complessa. Quello che posso dirle, i Fantaghirò sono nati nel 1979, quindi abbiamo molta storia sulle nostre spalle, in particolare sulle mie spalle. Però gli attori... bene però, dai. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono montanara, si spera che qualcosa dalle Dolomiti di Predazzo, e quindi che le Dolomiti insegnino qualcosa di granitico, la capacità di resistere, no? Ecco, però... quello che volevo dire, in questo gruppo che sono i Fantaghirò, adesso gli attori sono in gran parte giovanissimi, ebbene sono quasi tutti allievi cresciuti nei corsi Fantaghirò, che poi ne hanno fatto una scelta di vita. È una bella non soddisfazione. Facile in questo periodo, assolutamente. Però la soddisfazione, come lei diceva, splendida, assolutamente. Questo periodo non è facile per nessuno, però è una bella soddisfazione. Assolutamente sì, perché dà un senso al lavoro. Riuscire, appunto, nel senso del lavoro, è una continuità del lavoro, dà anche una bella soddisfazione, perché ci lavora da 42 anni. Certamente. Ha visto che mi sono ricordato? Vede che hanno mandato qui me perché gli altri stanno in giro a lavorare. Ecco, ma è un lavoro che questo, venire qui per assolutamente. Lei, perché fa della pubblicità per appunto la sua. Invece Sara Ceneghin, Jonathan Cooperativa, è una cooperativa che lavora in diversi ambiti della promozione sociale e culturale, della tutela ambientale, promozione dei diritti umani e pari opportunità. Quante robe raffigurate in una parola. Ecco, cosa vorrebbe dire tutto questo e cosa fate in tutto questo? Tutto questo, torniamo al discorso che è lavorare con le persone, quindi lavorare con le persone in situazioni di fragilità, in situazioni che hanno bisogno di un sostegno e di un accompagnamento. Mi faccia un esempio. Per esempio le donne in difficoltà o i bambini in difficoltà a scuola, e usare gli strumenti. Ma le donne in difficoltà in che senso? E abbiamo in questo momento come Jonathan Cooperativa 5 sportelli che nel 2022 diventeranno 8 sportelli donna, a cui le donne possono rivolgersi per avere informazioni, sostegno in caso di problemi di varia natura, anche per cui diciamo siamo in rete con il territorio. Che fanno queste richieste? Sì, più di quelle che vorremmo, per cui sì, ce ne sono tante. E in realtà appunto lavoriamo con le situazioni... Sono quasi tutte, mi scusi perché sono curioso in questo, in ambito familiare soprattutto, oppure? È molto varia la casistica, sì, molto varia. Ecco, e voi per aiutare queste persone cosa fate? Allora, forniamo informazioni, sostegno, supporto sia da un punto di vista legale, psicologico, ma soprattutto le facciamo sentire che c'è una rete di supporto, che è importante, perché a volte le persone si sentono molto sole, soprattutto nelle situazioni di difficoltà, sentono che sono situazioni molto personali, individuali, invece purtroppo sono spesso situazioni in cui tante persone si trovano. Per cui forniamo appunto un sostegno in questo senso. Però appunto non lavoriamo solo con le donne in difficoltà, ma anche con i bambini, nei doposcuola, prescuola, e quindi forniamo strumenti educativi e strumenti culturali che... Ecco, stiamo vedendo anche qui delle foto che riguardano sì, questo è il Mapu Festival, esatto, e strumenti culturali che accompagnino le persone nella loro crescita, e usiamo gli strumenti del teatro di figura, del teatro di strada, per portare anche tematiche importanti, quindi legate all'ambiente, ai diritti umani e ai diritti dell'infanzia, quindi con una proposta ludica, divertente, leggera, però riusciamo anche a passare una serie di temi importanti. No, molto importanti, mi aggiungo che gradisco il suo ragionamento, che è molto importante. Poi ci ritorniamo. Invece Giacomo, tu fai parte, perché non ci conosciamo da molto tempo, del Festival delle Croniche. Sì, non vorrei mai sbagliare perché mi avete scritto quella parola che è latina, che è tutto cronache, che è facile dire croniche. Che tra l'altro stavo spiegando è un festival internazionale del romanzo storico. Esatto. Cos'è il romanzo storico? Beh, il romanzo storico è un romanzo che si propone di raccontare un periodo storico diverso da quello attuale in cui vive l'autore. Esempio più classico di tutti, I Promessi Sposi sono ambientati nel 600,
Manzoni viveva nell'Ottocento, di conseguenza è un romanzo storico. Da lì abbiamo una miriade di romanzi di questo tipo, pensiamo ai Tre Moschettieri, altro grande romanzo storico, ed è uno dei generi più amati oggi dai lettori non solo italiani. Noi qui a Padova abbiamo la fortuna di avere Matteo Strucul, che premio Bancarella 2017 ha venduto oltre 1 milione di copie con i medici e che forse oggi è lo scrittore di romanzi storici tra i più letti al mondo, tradotto in 40 paesi, e che è appunto il direttore artistico di Croniche. Lui fondatore di Sugar Pulp, animatore di tanti eventi qui in Italia e non solo. Da 7 anni ormai lo facciamo a Croniche con il supporto dell'amministrazione, Diretta Eventi, il patrocinio della regione, del ministero, insomma è un festival che è cresciuto tanto. Ecco, questo è un pezzo di Dante, che raffigura Dante, mi sembra, giusto? Quest'anno abbiamo avuto naturalmente tanto spazio a Dante, tra gli ospiti c'era Aldo Cazzullo, c'era Marina Marazza che ha raccontato la moglie di Dante. Fammelo sentire 1 minuto o 2 di questo filmato. Prego. Sentiamolo. Io regia se può darmi l'audio. 700 anni di Dante, diciamocelo signori miei, Dante ce lo siamo presi in tutte le salse quest'anno, è diventato persino un gelato, ci siamo mangiati l'inferno, il purgatorio, abbiamo dato anche una legatina al paradiso, già che c'eravamo. Bene, si è parlato delle donne di Dante, persino quelle che occupano 3 versi, ma di Gemma nulla o quasi nulla. Questa donna che è stata con Dante, è stata sua moglie, gli ha dato almeno 4 figli, dico almeno perché 4 sono documentati, poi non sappiamo cos'altro, no? È diventata una vedova bianca poco più di 30 anni quando lui è stato mandato in esilio ed è sempre rimasta sua moglie, sperando in un ritorno, sperando di potersi ricongiungere con lui, ed è riuscita in un'epoca in cui alle donne... Giacomo, su Dante ne abbiamo sentite e viste trasmissioni da Begnini. Quest'anno non potevamo non parlarne, chiaramente. Non si poteva non parlarne, anche delle volte in maniera un po', da un punto di vista personale, anche un po' troppo delle volte, anche però era un fatto, al di là che la cultura è Dante, chapeau, però era un fatto televisivo, un fatto di comunicazione, che il mio ragionamento nel vederlo spesso è troppo ripetuto anche. Però in questo caso, per esempio, nel vedere questo piccolo passaggio, mi sembra sia più naturale, più raccontato alla buona, nelle maniere più semplici, che magari può accattivare la gente nell'ascoltarlo. Ma chi parlava era Marina Marazza, che appunto ha scritto questo bel romanzo sulla vita della moglie di Dante, che in pochissimi conoscono, Gemma Donati, perché è sempre rimasta un po' nell'ombra, invece è un personaggio molto interessante. Però diciamo che la filosofia di Cronica è proprio quella di portare la cultura dall'alto verso il basso, nel senso, negli ultimi 2 anni purtroppo non abbiamo potuto renderla più semplice. Sì, renderla. Il bello è che si fa dentro al Teatro Filarmonico Piero di Sacco, che è stupendo, ed è un posto in cui noi, quando vediamo gli ospiti che sono praticamente a 2 passi dalla gente e c'è un dialogo vero con il pubblico, c'è proprio uno scambio. Questo è il bello del teatro, non soltanto come costruzione letteraria, ma anche come luogo, che noi in Veneto siamo pieni di teatri stupendi e forse li usiamo poco. E vedo che tante volte gli ospiti, quando vengono coinvolti in questo festival, che cerca di far scoprire anche tutto il territorio, come diceva prima il Presidente, noi organizziamo con gli autori che vengono, ripeto, quest'anno non abbiamo avuto autori stranieri, anche l'anno scorso per ovvi motivi, però li portiamo a Padova, li portiamo a visitare la Sacisica, li portiamo a visitare Venezia, cioè li facciamo scoprire un territorio che poi si ritrova in teatro. Per fortuna il teatro risponde, anche quest'anno nonostante le limitazioni comunque era sempre pieno, e quindi è un movimento che un po' alla volta cerca di portare quella che magari viene percepita come cultura alta e noiosa alla gente in maniera divertente, concreta, cioè selezionando gli ospiti in modo che siano anche popolari. Assolutamente. E fammi una domanda, visto che siamo alla conclusione di questa serie di trasmissioni dedicate a Rete Eventi, e qui riusciamo a vedere, abbiamo visto in questi passaggi di trasmissione delle persone importanti che riuscivano a fare i loro spettacoli, la loro cultura, la loro educazione sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti, in piazza. Semplifico il concetto, nei paesi dove ovviamente magari molti anni fa ovviamente questo non era e non si poteva e nessuno magari lo seguiva, lo faceva. Voi della provincia avete iniziato ottenendo un risultato credo che importante, perché nel vedere tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutti gli spettacoli che sono stati fatti erano davvero, lo dico, con molta gente ad assistere,
Questo è anche un passaggio culturale, secondo lei, quello che state facendo voi, quello che stanno facendo anche queste varie associazioni, le definisco associazioni. Vede, uso questo termine qua, forse improprio in questo periodo, la cultura va viralizzata e va portata piazza per piazza, soprattutto nei centri dove ci sono meno opportunità di accedere ai canali culturali di eccellenza, di contenuto, ecco. Ed è su questo che oggi noi dobbiamo investire. Inutile concentrarci sui grandi eventi per pochi eletti o soprattutto nei grandi centri. I centri hanno già le loro possibilità per organizzare, dobbiamo portarli paese per paese. La cultura va piazza per piazza e poi da ragazzino che si forma a Fantaghirò si va ragazzino all'adulto che passa nella cooperativa Jonathan, anche col teatro impegnato di strada, ma impegnato e che lancia dei contenuti e che poi si impegna anche in temi sociali e poi ai temi ancora più importanti dove si tratta di Dante e quindi già un prodotto più di nicchia e di spessore un attimo più alto, non che gli altri siano meno, ma capite poi il livello che si alza e diventa più di nicchia, ecco, chiamiamolo così. È su questo che noi dobbiamo investire. Le istituzioni oggi devono far riportare al centro della propria agenda gli investimenti in cultura. Una volta qualcuno diceva con cultura non si mangia, no, con la cultura si dà una prospettiva a sto paese. Cultura e formazione. Allora su questo oggi la provincia investe e investirà, grazie anche al contributo di tanti altri. Su questa iniziativa di Rete 20 ha collaborato la Regione, ha collaborato per la provincia di Padova la Fondazione Cassa di Risparmio, che c'è sempre laddove c'è da investire in cultura. E questo è il nostro ruolo. Il vostro ruolo. Il ruolo è quello che ogni città venga illuminata da eventi culturali. Ecco, Serena Fiori, poi in virtù di quello che sta dicendo il Presidente, la domanda viene anche spontanea da farvi a tutti. Come riuscite a mantenervi? Ovviamente la Regione in questo caso, la provincia, Rete 20, i vari comuni, la Fondazione e tant'altro vi ha dato contributo, ma nell'arco ovviamente della vostra iniziativa, della vostra associazione, come riuscite a mantenervi? Ma diciamo che ormai la base del lavoro è la costruzione di reti, è la partecipazione a progetti, a rispondere a dei bandi. Un tempo attendevi di essere chiamato, adesso devi diventare propositivo, devi diventare inventivo, devi capire un po' quali sono i temi del momento. Questo vuol dire che le varie amministrazioni, dalla provincia alla regione e tant'altro, mettono dei contributi e voi ovviamente appena vedete dove c'è la possibilità di esprimere i vostri valori, vi acchiappate. Organizziamo dei progetti insieme con altri soggetti, però questi progetti li organizzi attorno a dei temi che sono dei temi di interesse generale, che sono dei temi legati al momento. Come adesso si parla tanto della terra, della salvaguardia della terra, del pianeta, però si chiamano in campo le persone chiedendo tu che cosa puoi fare nel tuo personale, nella tua quotidianità, no? Ecco, cioè devi stare molto attento a ciò che avviene attorno a te. Un attore non può mai essere distratto. Ma una volta, ecco. ma quando è iniziato, nel 79, non c'erano le amministrazioni che davano una mano. E come facevate a mantenervi? Vabbè, non c'era, insomma, questo è anche un pensiero discutibile perché la provincia dava già sostegno allora, invitava già allora le associazioni e le realtà ad essere propositive, i comuni ugualmente. Noi abbiamo iniziato con il grande progetto Vivi Padova del comune di Padova per l'appunto con delle proposte di natura culturale sviluppate attraverso il teatro, per cui per esempio noi abbiamo preparato degli spettacoli legati all'educazione
l'educazione stradale, legati alla cittadinanza attiva, legati alla storia di Padova a proposito della dimensione anche storica, cercando magari elementi poco conosciuti. Per esempio abbiamo scoperto che la Cappella degli Scrovegni era già sotto il mirino del Victoria and Albert Museum di Londra, che avevano già mandato delle persone a prendere le misure ed erano pronti per staccare gli affreschi della cappella e portarli via a Londra, come il museo è stato un po' costruito, no? In questa maniera qui. Su questo noi abbiamo costruito un racconto divertentissimo per i bambini, per cui adesso quando andiamo a presentarlo i bambini cominciano a dire no, lasciateci qui la nostra cappella, è nostra, venite a vederla ma non portatecela via. Questa mattina abbiamo raccontato la storia dell'incendio del Palazzo della Ragione nel febbraio del 1420. Oh, ma raccontate tutto, che ci portano via i quadri, che danno fuoco al Palazzo della Ragione, qualcosina di anche allegro ce lo raccontate? Sì, certamente, ma noi lo raccontiamo facendo divertire le persone, però così interessiamo i bambini. Ovviamente alla storia. La mia è stata una provocazione. Ma certamente l'ho capita molto bene la sua provocazione, no? Però divertendo puoi anche raccontare di ciò che è avvenuto che non è proprio bellissimo, cioè noi riteniamo che il teatro sia una modalità per poter parlare anche delle difficoltà o delle cose che non sono andate bene nella vita e che l'immagine che tu devi costruire della vita agli occhi del bambino non è solo quella che dobbiamo essere tutti felici, ma che a volte capita che qualcosa non va bene. Abbiamo perso le 7000 stelle di Giotto per un incendio, però il palazzo è ancora lì. E ancora delle cose belle da mostrare, e queste 7000 stelle, tanto per dirle, poi anche chiudo, le abbiamo costruite con un altro progetto finanziato dal Comune di Padova in rete con molte altre associazioni, per cui noi abbiamo non 7000 ma 1500 stelle sì in pieno lockdown in un cielo stellato ricostruito alle cucine economiche popolari, dove ci sembrava che ci fosse necessità e bisogno per questa gente che è in difficoltà economica, che molto spesso vive per la strada, di avere un cielo stellato che illumini un futuro anche a loro. Sara, invece voi come riuscite a mantenere tutte queste iniziative? Perché le ripeto, essendo una cooperativa che lavora in diversi ambiti, tra la promozione sociale e culturale, la tutela ambientale, la promozione dei diritti umani e le pari opportunità, ecco, come riuscite a mantenere tutte queste cose? Devo dire che la parte di fundraising è parte rilevante del lavoro, per cui come diceva Serena si partecipa a dei bandi, anche progettazione europea, quindi abbiamo dei progetti anche con partner europei, di scambio, di training course, anche internazionali. Cosa fate per la tutela ambientale? Per la tutela ambientale facciamo la stessa cosa che facciamo per il resto, ovvero proponiamo spettacoli che trattino questo tema e applichiamo nei nostri laboratori, nel nostro ufficio, nelle nostre modalità di lavoro. Gli spettacoli vengono fatti in piazza oppure anche in teatri? Misto, nel senso che, come dicevamo prima, anche noi stiamo cercando di valorizzare quegli spazi che non sono gli spazi deputati al teatro, ma che possono diventarlo, che diventano spazi di comunità. Per esempio il Mapu Festival, che è il festival che abbiamo organizzato ormai da 5 anni, si svolge in un parco, nel Parco Piazzola sul Brenta, e quindi porta il teatro in mezzo al parco, quindi sull'erba, sotto gli alberi, perché ogni luogo può essere un luogo in cui appunto creare bellezza e portare dei temi importanti, per cui anche per l'ambiente facciamo anche questo, cioè valorizziamo quegli spazi che già abbiamo, che sono alla portata di tutti. Ma qual è la vostra battaglia quando ovviamente fate questi spettacoli in maniera presumo anche divertente, proprio per lottare contro questo ambiente che si sta sempre più che mai diventando un ambiente, un pianeta un po' molto discutibile? Mi fermo qui. Allora, una delle cose che noi facciamo è cercare di far rendere conto bambini e adulti della situazione discutibile, quindi all'inizio sviluppare un certo senso critico e un'osservazione rispetto a quella che è la situazione, e poi portare l'attenzione per esempio sui materiali di recupero, di riciclo, cioè su tutto quello che abitualmente noi buttiamo via o consideriamo materiale di scarto e che invece può essere valorizzato anche in un processo di upcycling artistico, per cui per esempio in questo momento abbiamo un progetto europeo che si chiama Wearable, che riguarda proprio l'industria dei vestiti e come riimmaginare e ripensare la moda e il vestirsi in un'ottica che sia più sostenibile dal punto di vista ambientale, e in questo stiamo coinvolgendo altri partner europei, le scuole superiori padovane, in un processo proprio di osservazione, scoperta, trasformazione,
che è quello che facciamo poi con i bambini nei laboratori, un po' per ragioni economiche, perché appunto anche come ci manteniamo è anche come riusciamo a immaginare di spendere poco, perché magari invece di usare un materiale pregiato utilizziamo un materiale di recupero. Siete anche parsimoniose. Bisogna. E l'altra cosa che stiamo cercando di fare è, oltre che partecipare a bandi, quindi oltre che rivolgerci a fondazioni, istituzioni, comuni, provincia e quant'altro, anche chiedere alla gente di contribuire. Perché pensiamo che il valore aggiunto di avere degli spettacoli o delle esperienze gratuite sia importantissimo, però ci sono degli strumenti, per esempio il crowdfunding, quindi delle grandi collette online, che si possono utilizzare per stimolare la gente che già conosce alcuni progetti a contribuire ancora prima che questi vengano fatti, per cui a invogliarli a dare del loro in modo che poi il progetto sia gratuito per tutti. Presidente, ci sanno fare Ma vede anche... come... No, fermo con la pubblicità, perché ho detto ci sanno fare per fare i complimenti, per prendere tempo, perché Giacomo la domanda è dopo la pubblicità, lei invece voleva già intervenire e io non farò questo, e quindi andiamo in pubblicità, ma rimanete assolutamente con noi a tra poco.